Oh, chi si rivede? Siamo lì sempre su Bloodborne. Come sapete, questa è una run in cui mi faccio i cazzi miei. Sto registrando per farvi vedere la bellezza di questo gioco e condividerla con voi. Mi faccio i cazzi miei cosa significa? Significa che vado in giro a cercare le cose, a preoccuparmi insomma di esplorare al massimo al 100% questo gioco, perché secondo me i gameplay devono essere fatti così. Saranno un po' noiosi, lo so, però il gioco va goduto al massimo. Eccoti qua. Non vedevo l'ora di rigiocarci. Non ho 6 minuti di vita per giocare a questo gioco. Ha detto fetore? In effetti avevo pochi proiettili. Ho fatto, prendo un colpo qualcosa. Ma sarà un po' troppo alto questo volume, ma è un'impressione mia. Forse è un'impressione mia, Spodestato dai legato. Cosa hanno legato in vita? Peccato, non ho visto. Era qualcosa legato in vita. Se farò un solo run di Bloodborne, ovviamente sì. Bisogna vedere se è fattibile, ma sicuramente è fattibile. Non ci credo che non è fattibile, ma non ci credo proprio. Ovviamente se ci sono punti troppo morti accelererò. Mi sono fermato qui l'altra volta. Ok, dai. Perfetto, il cane è morto. Credo abbiano levato i backstab. Semplificavano molto la vita al Dark Souls. Però ci sono i perri, i dove vai amico? Cavolo la morte, ma vaffanculo. Che fatica. Ho proprio una fatica, Che è successo? E che fa versi? Passeggino rotto. Non mi piace per niente questo posto. Gli spettri si vedono oggi? Sì che si vedono. Sei fiale di sangue, magnifico. Ultra iper magnificente.
pozzo ovviamente non c'è niente. Cosa? Chi è che piange? Questo rumorino. Ma che cazzo è? Ho capito dove sono. Shortcut. Ah no, non è apribile. Prego mio Dio, aiutami, devo vivere. Questa maledizione. Questa maledizione, hanno parlato della maledizione, sentivo? Sentivo, hanno detto maledizione. Ok. Spettacolare. Ok. Ah, qui è dove quello era il bastardo che bussava. Il nuovo reattore mi toccava. La torcia. Ebbene la torcia. Questo vestito sporco di sangue è bellissimo. Finalmente sono un cacciatore. Finalmente mi posso definire cacciatore. Una normale torcia ottenuta avvolgendo la punta di un lungo bastone un panno impregnato di resina di pino. Che cazzo mi appunto nel braccio? Gli calciatori usano le torce non solo per farsi luce quando si ritrovano in luoghi oscuri, ma anche perché alcune delle creature con cui hanno a che fare provano un profondo terrore nei confronti del fuoco. E questo l'avevamo detto. Perfetto. Ho trovato la torcia. I corvi che fanno ultra rumore. Ammazziamo sti corvi. Perfetto. Queste risate vengono da questo, ma poi senti come se la ridono. Proprio di gusto. Io mi rompo le carrozzine. Voglio vedere chi è meglio. Per le sedie a rotelle di rompo. Ragazzi, sono presissimo. Io ho fatto un giro pesca incredibile. Non credo che tu sia... Beh... Oh. Non credo... Oh. Cioè, davvero? Io ho fatto un giro pesca incredibile per niente. Ok. Ci sto. Almeno trovo qualcosa di nuovo, dai. No, trovo la torcia. Non qualcosa di nuovo da poco. Trovo la torcia. Che proveremo ad accendere appena troviamo un fuoco. Però non credo si accendano alla lanterna le torce. Andiamo qua.
Sono un frammento di pietra di sangue. Wow. Che spettacolo. Forza, forza, Victor, giusto? Victor Breath. Sono contento di avergli dato questo nome. Forza, vieni. Io mi curerei. E anche Horby. Perfetto. Cosa sono donne? Sì, sono vecchi, anziani. Uomini, non sembrano, da quanto sono esili, sembrano donne. Però potrebbero essere... Vabbè. Non diamogli un sesso. Perché io so già cosa accadrà adesso. È tutto lì il danno. Lo sapevo io. Chierico Belpa. Ok. È eccezionale. E non gli levo niente. Oh, ha preso. Perché mi avrebbe preso? Perché mi avrebbe preso? Perché mi ha lanciato? Mi ha preso e mi ha lanciato. E allora devo usare il genere. Allora ti lancerò una di petrolio e poi una moto. Pazzo scatenata. Che cosa ha fatto? È eccezionale. No, calmati. Calmati. Io non ti non lasciare molotov. Sei una bestia, hai paura del fuoco.
capito niente di quello che sta succedendo. Non so cosa devo fare. Curati. Mi sta facendo usare 872 cure. Dai, ce l'ho fatta. Oh. Oh, preda uccisa. Ovviamente sono un cacciatore. Stemma da cacciatore con spada. Oh. Oh. Emozionante, direi, decisamente. 10 proiettili di mercurio, di cosa me ne facevo di quelli contro questa bestia? Potrei tornare al sogno del cacciatore, oppure... niente, cioè finisce qui. Non c'è più uscita da qua. Sono molto contento che sia all'inizio, cioè che la prima cosa che ho visto, il primo boss vero, oltre a padre Gascoigne lì. Semplice, ma non facile, perché avevo 20 cure, c'è da dire quello soprattutto. Questa era una linea di dialogo là sotto. Bentornato, buon cacciatore. Mi sono persa altrove. Che cosa desideri? I Pi trovano i cacciatori. Non proferisco. Molto bene, lasciami. Ok. Io direi una resistenza. No. Voglio essere più abile che forte, quindi abilità. Ma cosa serve questa tinta del sangue? La difesa fisica. Probabilità di una conoscenza umana, serve persone una campagna speciale nel cielo vuol dire. Che regole TV? Energie resistenti. Per aumento della potenza delle armi e proiettili di mercurio. Per ora non c'è niente di questa roba, quindi metterei una tinta del sangue, una resistenza e 2 abilità così. Sì, sì, sì. Io penso di essere abbastanza a posto. Una vitalità, ma sì, aumenta la difesa fisica, molto potenziato il nostro Victor. Addio. Ma come addio?